Buongiorno, sono Giuliano Tonon, ci troviamo al ristorante da Celeste, vi proponiamo un'antica ricetta veneta, la torta di gamberi vantaggiata. Questa è un'antica ricetta del 1400, trovata all'interno del primo libro di cucina stampato a Venezia, libro per cuoco, da un autore anonimo. Prepariamo la pasta salata. Mettiamo a sciogliere il burro e lo strutto. Poi togliamo dal fuoco, uniamo le uova, un pizzico di sale, un cucchiaino di zucchero, la cannella e la farina quanto basta per ottenere un impasto ben omogeneo. Questo, una volta pronto, lo mettiamo a riposare in frigo per un'ora coperto. Prepariamo il ripieno. Prendiamo un tegame, mettiamo dell'olio d'oliva. Appena caldo uniamo i gamberi tagliati a pezzettini, e rosoliamo. Poi bagniamo con il latte di mandorla e il cucchiaio di zafferano. Mescoliamo bene e togliamo dal fuoco. A questo punto uniamo i scioppetti, i bruscandoli spadellati da prima e tagliati sottili, le uova, l'uvetta messa a bagno per renderla morbida e mescoliamo tutto, sistemiamo di sale e pepe e il ripieno è pronto. A questo punto prepariamo la pasta, la togliamo dal frigo, in un piano di marmo infarinato con un mattarello la rendiamo sottile e andiamo a foderare una tortiera. A questo punto stendiamo il ripieno nella tortiera. Poi sopra guarniamo con dei pinoli e dell'uvetta. La mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Ecco la nostra torta antica, ottima anche tiepida, buon appetito a tutti!